Il territorio ha reagito benissimo, tant'è vero che sono 26 le squadre iscritte, ogni squadra è composta da un ristoratore o un agriturista e i fornitori dei prodotti, quindi diventa un team che predisporrà appunto questo piatto con tutta una serie di requisiti e ci auguriamo appunto che, visto che è il primo anno, abbiamo avuto una risposta così importante, che negli anni futuri aumenti sempre più il numero dei partecipanti. Il 24, 25 e 26 ottobre ci sarà la prima selezione dove dai 26 iscritti verranno selezionati i 4 che poi il 10 novembre si scontreranno nella cena di gala dove avremo la giuria di qualità che andrà a premiare e a individuare il vincitore della nostra riserva. Il vincitore della riserva poi parteciperà a Cologno, dove ci sarà lo scontro con tutti i vincitori delle altre riserve della Biosfera d'Italia e chiaramente questo sarà un vanto per noi qualora riuscissimo a posizionarci magari anche in posizioni importanti. Chiaramente le tre province, Treviso, Belluno e Vicenza, possono veramente giocarsela in un territorio che ha davvero tanto da offrire, non solo dal punto di vista artistico, naturalistico, ma anche e soprattutto dal punto di vista enogastronomico. Sì, mi ha fatto particolarmente piacere oggi vedere che a questo progetto partecipano il mondo degli agriturismi, così come dei ristoranti, degli hotel, dei bar, delle pasticcerie, quindi il mondo del commercio con il mondo dell'agricoltura. Proprio in questi giorni noi stiamo discutendo una legge regionale che va a rivedere il mondo degli agriturismi, puntando molto diciamo, sulla valorizzazione dei prodotti tipici locali, dando però la possibilità agli agriturismi anche di poter accogliere i turisti sul nostro territorio, quindi di potersi anche sviluppare, ma senza perdere la loro identità. La Regione Veneto da questo punto di vista rispetto a altre regioni punta molto sui chilometri zero, sull'autoproduzione dei prodotti tipici, insomma, sul far sì che gli agriturismi continuino a rimanere tali. Abbiamo cercato di togliere molta burocrazia, questo sì, semplificare le normative, puntare molto sul tema del turismo rurale, ma in controparte concedere anche a questo mondo di poter accogliere più turisti, dato che proprio durante la pandemia noi abbiamo visto questa grande necessità del mondo del turismo, quindi dei turisti internazionali che vogliono venire a vivere territori sani, naturali, cosiddetto turismo slow e green. Quindi oggi noi cerchiamo di portare avanti queste esigenze compenetrando, diciamo, il mondo del commercio con il mondo dell'agricoltura. Allora, in buona sostanza i nostri ragazzi sono il migliore investimento della società nella loro formazione, crescita, cura, vanno accuditi, vanno istruiti, vanno portati ad essere persone di valore nella semplicità, nei piccoli gesti quotidiani, nella conoscenza del Galateo, nella applicazione delle buone regole del Galateo, tanto più in un istituto alberghiero, ma come buoni cittadini, persone che sappiano il valore degli altri in rapporto a se stessi, persone che siano disposti ad amare, nel senso di accudire chiunque, e la buona cucina è la prima medicina che può essere composta da elementi del territorio, ma deve essere composta da una conoscenza delle materie prime che contraddistinguono, in questo caso la marca trevigiana, e possono dare tramite la cucina buone pratiche, ma buone opportunità di crescita a un territorio dove le persone sono il valore più bello, buono, prezioso che ci sia. Banca di credito cooperativo radicata nel territorio, un'iniziativa che nasce all'interno di un'area dove la banca opera, di conseguenza ha ritenuto opportuno di essere presente in questa iniziativa importante per lo sviluppo del territorio, per l'economia locale, per l'agricoltura e per il turismo.